Un 14enne è stato sorpreso alla guida di un'auto che viaggiava a velocità elevate in A4, ha anche sorpassato una pattuglia della stradale. All'AL della polizia il padre aveva dato il cambio al figlio al volante. L'omicidio di Lauretta Toffoli è avvenuto tra la mezzanotte e le 4 di sabato. L'ipotesi che l'assassino abbia cercato di smembrare la donna resta una congettura, a dirlo il procuratore di Udine dopo il primo responso dell'autopsia. Nuova batosta per la sanità del Friuli Occidentale, 50 infermieri Novax reintegrati per 3 mesi sono stati nuovamente sospesi dal servizio. Di questo passo sarà difficile continuare a erogare alcune prestazioni. Giù le mani dagli alpini, la donata prevista nel 2023 a Udine si deve fare, i fatti di Rimini non devono gettare ombre su un simbolo della solidarietà, penne nere e politica uniti per difendere il raduno. Bruno Tedino non sarà l'allenatore del Pordenone il prossimo anno, a comunicarlo è stata la società neroverde, il mister, grazie ai calciatori per sempre tifoso, il presidente Lovisa, stagione difficile, errori di tutti. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Guida a tutta velocità lungo l'autostrada e viene beccato dalla polizia stradale, ma il guidatore ha 14 anni ed è ben lontano dalla patente. È successo tra Latisana e Portoguaro, con in più il padre del 14enne che prima di essere fermato dalla stradale ha preso il posto del figlio al volante, inutilmente però perché dovrà pagare quasi 4.000 euro di multa. Non potevano credere ai loro occhi i 2 agenti della polizia stradale di Palmanova sabato sera. Alla guida dell'auto che li stava superando c'era un ragazzino, sicuramente sotto i 18 anni, che guidava a tutta velocità lungo la corsia di sorpasso del tratto di A4 tra Latisana e Portogruaro. E così la pattuglia della Polstrada si è messa sulle tracce dell'auto, individuandola poco dopo e invitandola a fermarsi nell'area di servizio di Fratta. Ma poco prima dell'area di sosta l'auto ha inchiodato, peraltro in un tratto con una corsia sola per la presenza del cantiere, e quando si è presentata agli agenti all'area di servizio al volante c'era un'altra persona, un uomo barbuto decisamente più vecchio del precedente guidatore. L'uomo è risultato essere il padre del ragazzo, che di anni effettivamente ne aveva 14, e ha cercato di giustificarsi tentando di nascondere il fatto che il figlio, ben lontano dalla patente, stava guidando a tutta velocità lungo l'autostrada. A poco sono valse le scuse del padre, cittadino extracomunitario, che era riuscito a scambiarsi di posto con il figlio. È stato accusato di incauto affidamento dell'autoveicolo. Il figlio invece è responsabile di guida sotto la maggiore età e senza patente, ma essendo minorenne i verbali sono stati notificati al padre, che ora dovrà pagare quasi 4.000 euro di sanzione. Il primo responso dopo l'autopsia sul corpo di Lauretta Toffoli non dà ancora certezze sull'ora dell'omicidio e sull'ipotesi dello smembramento. L'omicidio di Lauretta Toffoli è avvenuto tra la mezzanotte e le 4 di sabato e al momento l'ipotesi che l'assassino abbia cercato di smembrare la donna dopo averla uccisa resta una congettura. A dirlo è il procuratore di Udine Massimo Lia, che ha reso noto il primo responso dell'autopsia sul corpo della 74enne uccisa con 33 coltellate sabato nella sua casa Ater di Via della Valle. Per l'ora del decesso, ha detto Lia, è stata confermata la fascia oraria ipotizzata dopo il primo esame sul corpo. Per avere un'indicazione più precisa dovremo attendere la relazione del medico legale Carlo Moreschi. Questa potrà fare luce anche sulle ferite riscontrate dietro il ginocchio sinistro, che per Eddie Sanson, esperto di scena del crimine e consulente della difesa di Vincenzo Paglialonga, indiziato del delitto, sarebbero da attribuire a un tentativo di smembramento. Le ferite, conclude Lia, sono all'attenzione del medico legale, ma quell'ipotesi non è ancora concreta. Discarica di San Gottardo a Udine, la IFIM del gruppo Midolini dovrà prestare alla Regione garanzie finanziarie per oltre 4.800.000 euro. A stabilirlo il TAR del Lazio nella sentenza con la quale ha respinto il ricorso della società contro un decreto regionale del 2014. Nel decreto l'amministrazione regionale aveva imposto alla IFIM, dopo la chiusura dell'impianto di smaltimento rifiuti sul quale sorgerà un impianto fotovoltaico, le garanzie finanziarie per la gestione trentennale dell'area, anche mediante piani quinquennali. A carico della società erano state attribuite la gestione operativa, i controlli, il ripristino ambientale e il piano finanziario. La IFIM aveva chiesto l'annullamento del decreto, impugnando le modalità
di determinazione del calcolo delle garanzie finanziarie al TAR del Friuli Venezia Giulia. I giudici hanno dichiarato la propria incompetenza, rimandando il procedimento ai colleghi romani. Il TAR del Lazio ha osservato che il decreto regionale rispetta la disciplina statale di riferimento e ha respinto il ricorso. Dopo infortunio questa mattina a Piancavallo, prima un ciclista è rimasto seriamente ferito dopo una caduta sulla discesa di Madonna del Monte, poi un cacciatore è scivolato in quota procurandosi fratture e lesioni. Mattinata di infortuni che hanno richiesto l'intervento del 112 e del soccorso alpino in Piancavallo. Attorno alle 10:30 è rimasto ferito un 49enne di Caneva, franato a terra con la sua mountain bike e ritrovato da altri 2 ciclisti che percorrevano la stessa discesa sulla strada che da Madonna del Monte porta a Bornas. Sul posto è arrivato l'elisoccorso regionale. Stabilizzato e sistemato sulla barella, il ferito è stato verricellato a bordo e consegnato all'ambulanza, con la quale è stato condotto d'urgenza all'ospedale di Pordenone. Poco dopo un cacciatore, che in compagnia di un collega stava percorrendo i pendii del Cimon dei Furlani allo scopo di controllare censire i camosci presenti, a quota 1600 metri è scivolato sull'erba, ruzzolando per una quindicina di metri e procurandosi la frattura di un arto superiore e una sospetta lesione del bacino. L'uomo, un cittadino di Caneva di 58 anni, è stato soccorso prima dall'elicottero della Protezione Civile con a bordo il personale del soccorso alpino e poi dall'elisoccorso regionale, che lo ha portato all'ospedale di Udine per le cure. Una scivolata o un malore potrebbero essere la causa dell'incidente fatale per Dario Screm, pescatore tarvisiano ritrovato privo di vita questa notte a Coccau. Le ricerche del sessantenne sono scattate ieri sera alle 23:30 quando i familiari hanno contattato i carabinieri di Pontebba avvertendoli del mancato rientro dell'uomo. Era uscito per una passeggiata nelle vicinanze del ponte del torrente Slizza. Dopo l'allarme sul luogo dedicato dai parenti sono dirette le squadre del soccorso alpino di Cava del Predri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Tarvisio. È stata trovata in pochi minuti l'auto di Dario Screm, poi intorno all'una di notte anche la salma, individuata da 2 forristi proprio nelle acque del torrente Slizza. Per recuperare il corpo, una volta adagiato nella barella, è stato allestito con le corde un sistema di paranchi per issarlo per un centinaio di metri fino a bordo strada. L'intervento si è concluso alle 3:30 di questa mattina. Un cittadino albanese di 37 anni, arrestato dalla Polizia di Stato nel 2021 e rimpatriato nel suo paese d'origine, è stato nuovamente arrestato ieri mattina dai carabinieri di Casarsa della Delizia. L'uomo, che non avrebbe più potuto mettere piede in Italia per i prossimi 5 anni, è stato trovato nella casa dei genitori a Valvasone. Quando i militari lo hanno ammanettato, lui si è giustificato dicendo che era scappato dall'Albania per rivedere i 3 figli minori. Domani è prevista la convalida dell'arresto. L'uomo potrebbe restare domiciliare oppure finire in carcere. Un'esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 8:35 in Slovenia, un'ottantina di chilometri da Trieste. Ha interessato l'azienda Melamin e ha provocato un incendio in seguito al quale un fumo denso si è alzato sulla cittadina. Una ventina di persone sarebbero rimaste ferite e l'ARPA del Friuli Venezia Giulia ha fatto sapere che sono da escludere delle ricadute di inquinanti nel territorio regionale. Non si placano le polemiche per le molestie accadute a Rimini nel corso della Dunata degli Alpini. Anche Guido Aviani, storico dell'ANA di Udine, sostiene che si sia trattato di infiltrati giovani che nulla avevano a che fare con il corpo e butta acqua sul fuoco per quanto riguarda la raccolta firme contro le adunate. Ben detto il presidente Dante Soravito De Francesca. Può essere che ci sia successo qualche cosa, però è stato strumentalizzato da dei centri sociali sulla base poi di cosa? Sì, probabilmente su 300.000 che siamo stati forse ci sarà stato magari qualche battuta, ma comunque certamente atti da condannare, però devono anche essere suffragati da qualcosa di reale, qualora ci fosse una denuncia, appurare i fatti e condannarli. Certamente sono il primo a condannarli e trovare i responsabili. Notavamo un sacco di ragazzotti che nulla c'entravano con gli alpini, che si erano messi i cappelli farlocchi, li si vede immediatamente, chi ha fatto il militare, il cappello, immediatamente si capisce chi l'ha fatto veramente, e vede questi ragazzotti ubriachi, palesemente ubriachi, possono essere stati facilissimamente scambiati per alpini. Quindi io non mi sento di
di condannare assolutamente il corpo degli alpini. Sentendo questi fatti ci è venuta anche una battuta, perché a me piace anche sdrammatizzare. Con gli amici ci siamo ribattezzati i palpini, ma questo proprio per sdrammatizzare, per dire venite alpini il prossimo anno a Udine. Senti, non è a rischio, vista la petizione che ha visto già 15.000 firme. Ma vogliamo interrompere una dunata nazionale che è stata sospesa solo in caso di guerra, parliamo della seconda guerra mondiale, è una dunata che porta allegria, simpatia, gioia. Giù le mani dagli alpini, la dunata prevista a Udine nel 2023 si deve fare, i fatti di Rimini non devono gettare ombre su un simbolo della solidarietà, sono i commenti del Presidente del PD alla Camera e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine che chiedono chiarezza su quanto accaduto. Sospendere a Udine la dunata degli alpini dopo le molestie di Rimini sarebbe arrendersi a un pugno di violenti. È il commento della presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, sottolineando che le mele marce vanno tolte di mezzo. Ma gli alpini, afferma Serracchiani, che ho ben conosciuto fra la gente, anche da presidente del Friuli Venezia Giulia, sono altro da quei fatti. Secondo Serracchiani, le centinaia di migliaia di penne nere che onorano in armi o nel volontariato una missione di coraggio e solidarietà diano prova di essere all'altezza della loro vera fama e tutti si ricordino che il motto alpino di cui non si passa vale anche per chi vuole mettere le mani addosso a una donna. Giù le mani dagli alpini anche per Lorenza Ioan, consigliera delegata alle pari opportunità del Comune di Udine, che chiede si faccia chiarezza su quanto accaduto a Rimini per rilevare se ci sono stati comportamenti scorretti. Una storia di solidarietà, generosità, altruismo, coraggio e passione non può e non deve essere macchiata da accuse generiche e vaghe, continua Ioan, secondo cui non ha senso fare processi sommari, inventare petizioni e arrivare addirittura a assurde ipotesi di cancellazione di un evento che Udine sarà orgogliosa di ospitare. A Udine ci sarà tolleranza zero per episodi a sfondo sessista o molesto, sempre, ribadisce Ioan, che in occasione dell'evento del prossimo anno vorrebbe veder sfilare assieme ai tanti cartelloni celebrativi uno dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Nuova batosta per la sanità del Friuli occidentale, 50 infermieri Novax che erano stati reintegrati per 3 mesi sono stati nuovamente sospesi dal servizio. Reintegrati e nuovamente sospesi dal servizio, 50 infermieri che di vaccinarsi contro il Covid-19 non ne vogliono proprio sapere, sono stati nuovamente messi all'angolo. Una situazione difficile nel Friuli occidentale che rischia di mettere in crisi il sistema sanitario ed impedire l'erogazione di alcuni servizi. Difficoltà che si faranno sentire soprattutto durante il periodo estivo. L'allarme è stato lanciato dal presidente regionale dell'Ordine, Luciano Clarizia, nella giornata internazionale dell'infermiere. C'è ancora qualcuno, pochi per fortuna, che hanno delle idee che nulla hanno a che vedere con la scienza. Purtroppo queste ulteriori 50 in realtà non è che sono nuove sospensioni, sono coloro che la legge aveva permesso di far reintegrare per 90 giorni, seppur non vaccinati, dopo che si erano ammalati. Sono passati 90 giorni, non hanno cambiato idea e chiaramente sono tornati in sospensione, quindi abbiamo questi 50 colleghi meno. È un dramma oggi che siamo in difficoltà a tutti gli effetti con i numeri, con le persone insomma, che devono dare assistenza, anche averne uno in meno fa la differenza. E purtroppo stiamo vivendo male, anche i colleghi vivono male questa situazione, perché poi effettivamente devi fare anche il lavoro per questi altri colleghi e questa è una cosa che non dà pregio e non dà risalto alla professione, ma certamente non dà risposta alle persone. Vediamo i dati dei contagi, intanto 2 le vittime legate al Covid, mentre sono 798 le nuove positività emerse dai 7.857 tamponi complessivi realizzati, restano stabili a 9 ricoveri in terapia intensiva, mentre sono 157 i pazienti ospedalizzati negli altri reparti. Scendono i casi di Covid in Italia, meno 27%, in Friuli Venezia Giulia meno 26,8%, ma si riducono notevolmente anche i tamponi effettuati, meno 23,6%, e quanto emerge dall'ultimo monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe nella settimana dal 4 al 10 maggio. Se a livello nazionale diminuiscono oltre ai decessi anche i ricoveri in ospedale
ospedale. La nostra regione migliora l'occupazione di posti letto Covid nelle aree mediche, ora al 12,6%, mentre peggiora nelle terapie intensive il 4,6%. In Friuli Venezia Giulia migliora il numero di casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti e il numero di nuovi contagi nell'ultima settimana rispetto a quella precedente cala in tutti i capoluoghi di regione, con percentuali che vanno dal meno 22 al meno 30%. Peggiora il giudizio dei cittadini nei confronti di gran parte dei governatori, tranne che per 3 presidenti di regione che registrano un dato in controtendenza. Crescono nel consenso rispetto al 2021 il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica, il collega del Lazio Nicola Zingaretti e soprattutto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che recupera 10 punti rispetto allo scorso anno, è quanto evidenzia SVG, che ha rilevato il gradimento dei cittadini verso i rispettivi presidenti di regione. In testa alla classifica rimangono i presidenti di Veneto e Emilia Romagna, che perdono però rispettivamente 7 e 1 punto rispetto al precedente rilevamento. Al terzo posto si classifica Federica, che guadagna 4 punti. Ringrazio per la fiducia, commenta il presidente della regione, ma i sondaggi rimangono tali e prosegue l'impegno in un momento difficile come questo anche per le vicende legate alla guerra in Ucraina. La Presidente invece del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sarà in visita in Friuli giovedì 16 maggio. La seconda carica dello Stato arriverà a Pordenone nel tardo pomeriggio per un incontro istituzionale anche con il sindaco di Pordenone Ciriani. La Presidente poi proseguirà la sua visita in provincia di Udine per altri incontri istituzionali. Dal 1° luglio i pubblici esercizi dovranno ricominciare a pagare l'occupazione del suolo pubblico. A Udine Confesercenti chiede che le tariffe vengano applicate con gradualità. Fino al 30 giugno, come stabilito dalla Giunta Comunale, i pubblici esercizi non dovranno pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Confesercenti, attraverso il suo presidente Marco Zoratti, manifesta preoccupazioni per quello che può accadere a partire dal 1° luglio e invia un appello al Comune di Udine per chiedere che la tassa d'occupazione del suolo pubblico sia reintrodotta con gradualità, chiedendo agli esercenti non oltre il 50% del dovuto per tutto il 2022. In caso contrario, afferma Zoratti, il comparto rischierebbe un vero e proprio salasso. Le intenzioni del primo cittadino sembrerebbero rassicuranti. Sì, è probabile che accoglieremo questa proposta perché è di buon senso, perché capiamo che la situazione non è migliorata al 100%, ci sono ancora problemi e quindi dobbiamo stare vicino a chi svolge attività commerciale nella nostra città. Si sta valutando adesso quanto applicare, probabilmente non applicheremo la tariffa piena, ma ci sarà ancora uno sconto a favore delle attività che occupano questi spazi pubblici e quindi ci riserviamo ancora perché la decisione manca 1 mese e mezzo per decidere, quindi stiamo valutando con delle simulazioni quale sarà il prezzo che chi occupa dovrà pagare. Rimaniamo a Udine, il mulino di Viale Volontari della Libertà sarà riportato agli antichi splendori. La Giunta Comunale di Udine ha dato il via libera al progetto definitivo esecutivo di messa in sicurezza del mulino di Viale Volontari della Libertà, vincolato dalla soprintendenza perché è considerato di interesse particolarmente importante, perché è unico esempio urbano superstite di questo tipo di manufatto con pale metalliche e meccanismi risalenti al XIX secolo. Recuperiamo le pale, le portiamo in un laboratorio, le recuperiamo in tutto e le torniamo a sistemare. E l'illuminazione che illumina questo grande quello che ha rappresentato un grande mulino con quello che rappresenta. Inoltre sopra c'è il passaggio ciclopedonale, noi metteremo tutta una serie di cartellonistiche per informare i ragazzi, i genitori e tutti quelli che possono passare di lì che cos'era, cosa rappresenta e come devono comportarsi. Anche il bocciodromo piccolo di via Padova verrà risistemato con un intervento di manutenzione straordinaria di 150.000 euro. È stata firmata alla sede della Protezione Civile di Palmanova una convenzione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Protezione Civile e Vigili del Fuoco da oggi possono considerarsi più vicini dal punto di vista operativo, questo grazie ad una convenzione firmata in mattinata tra il Ministero dell'Interno e la stessa Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Come ha ribadito l'assessore competente Riccardi, l'epilogo di un lavoro durato 3 anni che rende più snella l'operatività, soprattutto in caso di incendio boschivo. Si stringe ancora di più il coordinamento delle emergenze, quindi il coinvolgimento del personale, l'utilizzo delle centrali operative, i loro collegamenti, l'attività formativa,
cioè tutte quelle che sono le attività che presidiano una collaborazione importante, dove evidentemente i Vigili del Fuoco hanno un ruolo di prima governo e di responsabilità diretta, perché questa è una materia dello Stato, e trovano una forma di collaborazione importante in una organizzazione come quella della Protezione Civile regionale. Un verbo che a lei piace molto è condividere. Anche se dicono che non sia così, che non sia troppo esposto alla condivisione. Io sono molto d'accordo invece sulla condivisione, però la condivisione deve entrare nel merito, altrimenti diventa chiacchiera come molti fanno ultimamente, e penso che questa sia la dimostrazione di un lavoro puntuale che c'è stato, e abbiamo insieme costruito uno strumento che secondo me renderà ancora più sicuro le popolazioni del Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia è di 626 milioni di euro il fatturato al pubblico del 2021 di Despar, che continua l'attività di sviluppo sul territorio. È tempo di bilanci per Despar Aspiag Service, che chiude il 2021 consolidando quota di mercato e trend di sviluppo. I risultati sono stati presentati nella sede Despar di Udine con relatori sia in presenza che in remoto. Nell'occasione il presidente di Aspiag Service, Harald Huntley, ha evidenziato che l'azienda ha continuato a crescere grazie a nuove aperture e all'allargamento della squadra d'addetti, che oggi conta su 8.659 collaboratori. Nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà che tutti quanti conosciamo, è andata bene. Abbiamo chiuso un 2021 in modo positivo. L'azienda ha sfiorato i 2 miliardi e mezzo di fatturato, crescendo dell'1,7% in un territorio vasto come il Triveneto e l'Emilia Romagna. La famiglia Despar è cresciuta, siamo ormai quasi 9.000 dipendenti su tutta l'azienda, e gli investimenti sono cresciuti perché abbiamo investito più di 100 milioni di euro in aperture e ristrutturazioni. Questo per quanto riguarda l'azienda. Se caliamo un focus nella nostra regione, il fatturato ha superato i 600 milioni, parliamo di 626 milioni di euro, l'investimento è stato di 9 milioni di euro fatto per aprire dei punti vendita e per ristrutturare. In regione abbiamo aperto nel 2021 2 Eurospar, un bellissimo negozio Eurospar a Trieste a gestione diretta, e un altrettanto bello Eurospar a Casarsa della Delizia, gestito in questo caso da un imprenditore importante che lavora con noi da anni, che ha con noi più punti vendita. Il capitale sociale in possesso di Sparcasse per il controllo di Civibank continua a crescere. Oggi la quota in mano alla banca Alto Atesina, che ha lanciato un'OPA sull'istituto di credito friulano, è salita ulteriormente, toccando quota 68,99%. Le adesioni saranno possibili fino al 20 maggio. Intanto si avvicina l'assemblea dei soci del 25 maggio che decreterà la nuova governance della banca con le 2 liste contrapposte, quella presentata da Sparcasse con a capo la manager Alberta Gervasio e quella dell'attuale CDA che propone la riconferma di Michela Del Piero. I soci potranno votare fino alle 14 del 23 maggio. Altra data cerchiata in rosso è quella del 18 maggio, giorno in cui è fissata l'udienza al TAR del Lazio sul ricorso presentato dall'attuale CDA di Civibank che chiede l'annullamento dell'operazione. A fine maggio la Camera di Commercio della Venezia Giulia organizzerà la prima edizione del Festival del Cambiamento. La città del futuro, la società del futuro e le tecnologie che cambieranno le nostre vite, e poi il turismo e la sostenibilità. La Camera di Commercio della Venezia Giulia ed European House Ambrosetti hanno presentato oggi la prima edizione del Festival del Cambiamento, in programma il 26 maggio a Gorizia e il 27 maggio a Trieste. Perché il Festival del Cambiamento? Perché la pandemia ha accelerato in maniera, così come dire, progressiva quello che poteva capitare nei prossimi 10-15 anni, li hanno anticipati nei 2 anni. Sul palco relatori di primo piano come Carlos Moreno, Federico Rampini e Andrea Schipar. A sostenere l'iniziativa anche le fondazioni CR Trieste e Cassa di Risparmio di Gorizia. Qui l'argomento è diverso, no? Sull'incertezza che c'è sul nostro futuro economico, che dobbiamo cercare di supportare. La Fondazione Cassa di Risparmio intende essere parte attiva di un processo ormai di rigenerazione e di ripartenza, che vuol dire sviluppo sociale, che è proprio la nostra mission, ma anche economico.
Con il patrocinio della Regione e dei comuni di Trieste e Gorizia ha aderito al festival anche BAT, che sta investendo a Trieste con l'Innovation Hub, realtà produttiva e di ricerca con un investimento di 500 milioni di euro e 2.700 nuove assunzioni tra dirette e indirette. Il purpose di BAT è a Better Tomorrow, quindi un futuro migliore per i propri consumatori, per i dipendenti e per le comunità in cui opera. E questo a Better Tomorrow passa per il cambiamento e la trasformazione, quindi ci siamo sentiti perfettamente in linea con lo spirito dell'iniziativa. Ai blocchi di partenza, Udine sotto le stelle. È ufficiale, domani prende il via Udine sotto le stelle. Sono diversi i quartieri cittadini interessati, ai quali presto se ne aggiungeranno altri. Con la chiusura di alcune importanti vie organizzate dai borghi cittadini, quindi partirà con via Manin, con Largo dei Pecili e con Borgo Poscolle, però ci sono molti altri borghi che quest'anno hanno chiesto di poter aderire. Naturalmente l'iniziativa è libera, nel senso che uno non è obbligato a fare tutti i weekend e quindi venerdì sera, sabato sera, domenica, ma può fare solo qualche weekend o solo alcune giornate. Adesso vedremo come organizzare il tutto. Come sapete la formula prevede che vengano chiuse la sera queste strade qua e vengano messe a disposizione dei bar e dei ristoranti. Diminuiscono gli alunni causa denatalità, ma aumentano i bambini che studiano il friulano a scuola. Alle scuole elementari 8 bambini su 10 studiano la Marilenghe, alle medie 1 su 2. Nonostante la flessione degli iscritti legata alla denatalità, è in crescita costante il numero di genitori che scelgono di aderire per i propri figli all'insegnamento della lingua e della cultura friulana a scuola. Lo dicono i dati dell'ufficio scolastico regionale. Sono dati sorprendenti ma anche molto incoraggianti perché testimoniano un aumento nella scelta delle famiglie friulane verso la lingua friulana nell'insegnamento a scuola e quindi siamo passati da un 76 di qualche anno fa a un 80 convinto, quindi direi che stiamo andando nella direzione giusta, la direzione del piano di politica linguistica che è stata approvata in regione non molti mesi fa. E aumentano le adesioni all'insegnamento della Marilenghe in un contesto in cui però si riduce purtroppo il numero di bambini, di alunni. Però vediamo che probabilmente proprio per il calo demografico che è evidente c'è una scelta convinta appunto sulla lingua identitaria che non coinvolge solo le famiglie autoctone ma anche le famiglie che sono arrivate che dai più disparati posti e che hanno la possibilità appunto di avvicinarsi alla nostra cultura, lingua, tradizioni e soprattutto identità. A Cividale del Friuli ha preso il via la seconda edizione di Mittelyoung. Prende il via quest'oggi la seconda edizione di Mittelfest Young. Come mai può essere considerato a tutti gli effetti il più under 30 dei festival europei? L'idea di Mittelyoung è proprio quella di mettere insieme sia artisti, ensemble che sono tutti di under 30 da 27 paesi europei con un gruppo di selezionatori, di curatores che sono anch'essi degli under 30. Quindi sono spettacoli di giovani scelti da giovani che quest'anno si arricchiscono di collaborazioni con i nostri vicini europei, in particolare con l'Austria, il Carinthia Summer Music Festival che ha una sua sezione under 30 ma anche con l'SNG di Nova Gorica, quindi è veramente una fucina di proposte e di artisti tutti sotto i 30 anni. 9 spettacoli da 6 nazioni differenti su tematiche che ricalcano poi quelle che saranno affrontate nel Mittelfest vero e proprio nel mese di luglio. Il tema è comune del tema imprevisti che caratterizza il festival di quest'anno e che mette insieme per l'appunto delle modalità diverse di intendere la dimensione dell'imprevisto. Quei temi che vediamo qui a Mittelyoung che riguardano molto spesso la trasformazione, l'idea di un corpo in mutamento, la trasmigrazione diciamo di forme e di generi, sono proprio le tematiche degli imprevisti che toccano evidentemente i curatores, quindi che toccano l'universo degli under 30. Le scelte sono le loro, il modo di intendere il tema è prettamente il loro. Tra poco le notizie sportive, in primo piano Bruno Tedino che non è stato confermato a Pordenone per il prossimo anno, a comunicarlo è stata la stessa società neroverde. Dunque subito dopo la pubblicità spazio a Sport e FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata.